Terremoti senza segreti. Dai 16 sensori attuali si passa ai 300 previsti dal progetto di monitoraggio sismico presentato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Venezia. Un primo passo in previsione dell'estensione sul fronte del monitoraggio dei mari e dell'attività oceanografica e di esplorazione geofisica del sottosuolo. È un progetto molto ambizioso, prevede di dislocare sul territorio 300 sensori fra sismometri e accelerometri, e questo porterà il Veneto ad avere una delle reti sismiche più fitte, più accurate del mondo, paragonabile, anzi forse migliore di quelle che esistono in Giappone e in California. Sensori dislocati in base ad accurate indagini sulle faglie generatrici potenziali di sismi, in posizioni ottimizzate per captare informazioni sul territorio che aiuteranno a rilevare terremoti in tempi brevi e poterli così segnalare in velocità e precisione. Sarà quindi rilevata la localizzazione, la magnitudo, la profondità dell'epicentro e, in base allo studio dei modelli, anche le stime dei danni. Il tutto per consentire alla Protezione Civile di indirizzare i soccorsi in maniera tempestiva. A scopo di ricerca, perché avere questo monitoraggio consente di verificare in tempo reale tutti gli eventi e anche la deformazione della crosta terrestre prima che accadano questi eventi, per verificare se ci sono delle correlazioni. Questo in considerazione del fatto che ad oggi non è possibile prevedere i terremoti, ma un domani, grazie appunto a questi istituti di ricerca come l'OGS e queste strumentazioni, magari si riuscirà a farlo.